Allora è partita questa finale. Giulia Petri nei turni di qualificazione ha nuotato 1.03.71, ha nuotato già meglio di quanto aveva fatto a Riccione per vincere il titolo italiano giovanile. Subito lei che si porta al comando nelle prime due vasche di gara. Il primato della manifestazione firmato da Elena Gemo, 1.02.96. 29,55 Petri, Fabretto 29,90, Vanessa Andretta in terza posizione, virato in 30,61. Il primato regionale 1.01,88 di Giulia Donnola, primato italiano juniores di Beatrice Fassone 59,14. Attenzione alla Fabretto che rientra, Petri con una velocità di base superiore, Fabretto con un ritorno gara da duecentista. Rimangono invariate le posizioni e va a vincere Giulia Petri 1.03.74, eguaglia praticamente il tempo nuotato in turno di qualificazione. Fabretto 1.04.63, Andretta per la terza posizione 1.04.93.